Col mezzo, Carnia Cycling Tour. Che scenario, chi sono io per non provare? Vediamo fino a quando resisto. Le rampette in Carnia. Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Mentre mi levo le scarpe sono a Tolmezzo, la città vecchia più precisamente, là c'è la bici. Sono venuto a fare i giri del Carnia Cycling Tour. Oggi 40 km con 600 metri di dislivello, quindi giro perfetto di ambientamento. Sono dei giri perfetti per scoprire la Carnia in bici. Lì c'è la Ethos, lì c'è Antonello che è niente po' di meno che l'organizzatore e il tracciatore dei vari percorsi. Io mi lego le scarpe, adesso infilo bene qua i lacci e siamo pronti a partire. Vedi che c'è il logo a terra lì. Sì, ok. Vai a pedalare. Col mezzo, quelle in fondo sono le Dolomiti, queste qua. Sono a Tolmezzo appunto per fare i giri sui percorsi del Carnia Cycling Tour. Oggi faccio appunto il giro di Tolmezzo, che è perfetto come ambientamento perché sono a quarantina di chilometri con 600 metri di dislivello. Giornata meteo più che favorevole direi, ma ho anche Antonello che, come dicevo prima, lui è l'ideatore dei percorsi in bici elettrica, ma è la deroga più che concessa perché anche mi accompagnerà. Ma che spettacolo! Questo è il vecchio castello di Tolmezzo, mi dicevi? Che scenario! Pronti via, fatto 3 km? Quanto abbiamo? 2 km dopo. Abbiamo fatto sì, 2 km scarsi, pronti via così. In ogni caso, traccia sia in descrizione Strava che link al sito Carnia Cycling Tour, andate a vedervi tutte le tracce. Questo è Matteo del futuro, mentre salgo in Val di Preone, nell'ultimo percorso del Carnia Cycling Tour. Vi racconto come funziona il Carnia Cycling Tour. Si va sul sito, ci si iscrive e si ritira in diversi punti, oppure contattando Antonello dell'organizzazione, la tesserina, quella che avete visto in diverse foto pubblicate anche su Instagram, per timbrare ai checkpoint. Timbrati i checkpoint di tutte e 4 le tappe, si può passare in dei luoghi specifici per ritirare il pacco dei finisher, che comprende un sacco di prodotti tipici della zona, molto buoni peraltro, perché ho assaggiato qualcosa. C'è anche un codice sconto per chi non volesse spendere i 30 euro dell'iscrizione, che considerati gadget, carnet di sconti, fra i quali il 20% da Sportler, fanno il 20% 2 volte all'anno, quindi secondo me già quello vale la pena. C'è un codice sconto che vi lascio scritto in descrizione dei video, oppure scrivetemi, vi dà un piccolo sconto per l'iscrizione. Fatemi sapere se farete il Carnia Cycling Tour, se conoscete i percorsi, le zone, o se avete qualche consiglio per prossimi giri. Ciao! Faccio anche la palestra di roccia. Allora, i percorsi sono, come dicevo prima, pensati per scoprire tutte le zone e dei luoghi particolari che, se uno viene qua, deve vedere, diciamo. Infatti la traccia, come in questo caso, ti fa fermare nei posti più iconici. Quando dico posti iconici o posti belli, dico anche una roba tipo questa. Che scenario! Non sono più abituato a pedalare in montagna, ho passato troppo tempo con la bici da strada, e qua mi diceva Antonello che
volendo fare la camminata, magari non con le scarpe da bici da strada come me, qua si possono veramente vedere e trovare dei fossili, perché questa è la zona del geosito Rivoli Bianchi. Ovviamente questo taglio era evitabile, ma chi sono io per non provare? Questo è il posto perfetto per mangiare. Peccato che siamo appena partiti. Vai. Io sto seguendo la traccia, al di là che ci sia Antonello con me, ma comunque c'è anche un'app scaricabile e uno può, mentre fa il giro, seguire dall'app i luoghi di interesse. Fermandosi ai luoghi di interesse può avere qualche informazione in più rispetto anche alla cartellonistica che c'è in giro. Palazzo Linussio. Allora, se vado sul sito, vado in percorsi, seleziono il percorso che sto facendo e, a parte scaricare la traccia, ma mi guardo la descrizione del percorso e in questo caso sono davanti a Villa Linussio, clicco qua e ho la descrizione, quindi veramente faccio un giro scoprendo qualcosina in più rispetto a quello che vedo solo guardando, quindi secondo me merita girare con il telefono sott'occhio. Altra informazione che bisogna dire è che io sono con la bici da strada perché il percorso è prettamente asfaltato. Antonello è con le bike, mountain bike muscolare va benissimo, si può fare quindi con qualsiasi bicicletta. Qui a sinistra e si prenderà la salita al lago di Verzegnis. Bello, ci sono stato un paio di volte, ma sono curioso di capire com'è da questa parte. Mamma mia, che spettacolo! Che roba! Qua, destra! Strada provinciale 1. Forse sono sceso da qua una volta, chi si ricorda. Bello così che mi fai il ritmo. Vediamo fino a quando resisto. Ne ho altri 3 nei prossimi giorni di giri. Che spettacolo. Primo pezzo c'erano 2 muretti tranquilli e adesso qua davanti comincia la salita, quella vera. Mi diceva Antonello che ci sono i segni anche per terra, comunque quella traccia è veramente facile. Che spettacolo ste strade, mamma mia, bellissimo. C'è un po' di salita ma non è così. Oh, ma così ci sta. Impossibile. È il 6-7%. Sì. Qua davanti c'è un pezzo duro. Ma è uno strappetto. Sì, roba piccola. Abbiamo finito la salita per oggi. 200 metri. Per oggi abbiamo finito la salita dopo. Perfetto. E giù di qua si andrebbe a Sella Kianzutan, che ci avevo fatto anche un video una volta.
Bellissimo giro. Vedi che infatti è Ma che bello. Wow. volare il drone, Sì, sì. anche se l'acqua non è il top oggi, Vabbè. infatti è più verde. Oggi Ma sono stati temporali. l'ultima volta che sono venuto qua, che ci avevo fatto un video, non avevo fatto volare il drone, quindi oggi bisogna. Sì. Sopra il lago di Vergegnis, fontana. L'acqua si porta sempre con sé. Perfetto. Questo è l'Art Park, Esatto, sono tutte cose opere di arte moderna. esatto, di artisti fantastici. Questo è un sito con delle opere d'arte che spero vi piaceranno, viste quelle riprese dal drone. Io adesso mi mangio una barrettina perché abbiamo fatto sì 16 km ma 400 metri di dislivello, fa caldo e inizio a pensare già ai giri di domani e dopodomani, perché in questo video vedrete il giro della traccia di Tolmezzo, ma domani farò altre 2 delle 4 tracce e poi dopodomani l'ultima traccia, quindi occhi aperti, questi i dati del giro. Let's go. Ah, Da che? eccolo. Dai. Qua sopra Vergegnis c'è il primo punto di timbratura. Visto che questo è il giro di ambientamento, vi spiego come funziona. In pratica è in tutto e per tutto come il funzionamento dello Stoneman. C'è una tessera, dei checkpoint e al checkpoint si timbra. Adesso Antonello tu mi farai da cameraman mentre io prendo qua Tolmezzo, prendo il primo, fammi guardare dov'è la punzonatura, così facciamo una roba fatta bene. Io sono un precisetti e tac. Cartello lo sistemiamo. Primo timbro. Perfetto, purtroppo è caduto, ma Vabbè, l'abbiamo trovato a terra. è il bello della diretta. Esatto.
Che spettacolo! Credo che sarà sicuramente l'espressione più utilizzata non solo in questo video, ma durante anche i prossimi giri. Questo dito il mezzo è sicuramente il più semplice, che stiamo prendendo con estrema calma, come secondo me è giusto che sia questo, perché la filosofia è percorrere una traccia disegnata da un local che ti fa vedere dei posti secondo lui fondamentali da toccare per conoscere la Carnia. E poi, per come la vedo io, questi giri qua sono perfetti per unire i puntini sulla mappa, cioè nella mia idea conosco queste strade e poi quando sono da solo che devo mettere giù dei giri per arrivare a una meta o per toccare determinate zone, so dove sto andando, conosco un po' di più rispetto a solo guardare la mappa. Esempio perfetto in questo senso è il lago di Verzegnis, sul quale ero già passato durante il giro a Sella Chianzutan, però poi l'unica strada che conoscevo era scendere per Tolmezzo per iniziare a rientrare verso Udine, e lì girando a sinistra o venendo su per dove sto salendo ora, probabilmente qua si apre uno scenario e un ventaglio di possibilità incredibili. Però giustamente bisogna anche sperimentare, provare, sbagliare e, come in questo caso, fidarsi di chi si sbatte per organizzare delle robe, secondo me, fighe, fatte bene, con cura, perché probabilmente tanti di voi, e magari fatemelo sapere nei commenti, conosceranno o avranno fatto lo Stoneman, e questi percorsi non hanno niente che invidiare, perché poi l'organizzazione nella persona di Antonello ha disegnato anche degli altri percorsi ben più provanti a livello fisico e numerico, che ricalcano un po' l'idea dello Stoneman, solo in Friuli, che è un bel posto, diciamo. Qua rampette in Carnia sono sempre cattive, queste rampette in Carnia. Ma che figata! Che bello! E la bici? E la bici, non sono io. Allora, qua c'è la possibilità di trovare aperto la chiesa sabato e la domenica. Sì, hai questi strappetti, ma se li prendi normale, non come ho fatto io, te la godi. È anche carina da vederla qui. Oh sì, bella.
Madonna del Sasso sulla ciclabile. Giro bellissimo, veramente. Qua a destra, bello, perfetto come secondo me ambientamento. Ah, questa passa sotto. Ho capito dove siamo. Hai capito? Sì, sì. Adesso ho capito dove siamo. È peccato oggi perché abbiamo l'acqua che non è il massimo, perché c'è stato un po' di temporale, no? Boh, ma come fai a lamentarti? Abbiamo avuto un colpo di culo. Ma come fai a lamentarti con un posto del genere? Che roba. Allora, da vedere. Bellissimo. Guarda sto scorcio. Gli ultimi 10 km dopo il 30esimo sono tutti su ciclabile, quindi con le caratteristiche tipiche della pista ciclabile, quindi pendenze 2 massimo 3%, a parte qualche strappetto perché siamo più sempre in Carnia. E va che stradina tranquilla, bellissimo. Quindi qua siamo usciti dalla ciclovia FVG 8 E siamo entrati dentro nel... e andiamo a cercare il secondo timbro, destra immagino. Sì. Ah sì, visto, eccolo qua, Questo è ancora... questo è salvo. Allora, tessera, Ma penso che tu non possa far volare il drone, no? no non credo, adesso vediamo. Dovresti guardare a fianco. Sì, ah sì, bravo che c'è. Tac, quindi giro il mezzo quasi completato. Qua c'è il foro romano. Bello. Enorme. È veramente grande. Di rientro a quel mezzo. Fine giro. Vengono fuori 46 km con 700 metri. Un attimo dopo una pedalata. Allora, primo giro tol mezzo fatto, devo dire perfetto per ambientarsi, secondo me, perché senza particolari difficoltà e comunque tutto il Carnia Cycling Tour è un giro, diciamo, cicloturistico. Adesso mi muovo direzione Ampezzo, dove farò base stanotte, e domani partirò alla mattina per fare appunto il giro Ampezzo. Poi probabilmente pomeriggio domani farò il giro Ovaro, quindi poi farò base a Ovaro e dopodomani farò l'ultimo dei 4 percorsi, cioè Preone. Quindi se vi è piaciuto il giro lasciate un like, se volete chiedere qualcosa un commento. In descrizione link al sito del Carnia Cycling Tour, link al mio giro su Strava e ci vediamo al prossimo video. Ciao Antonello, grazie.